Questa trascorsa è la settimana del tricolore, non quello nazionale dell'Unità d'Italia, ma del rosso, arancione e giallo, che però prima era verde e che anziché unire divide con un DPCM il nostro paese in 3 fasce colorate. Cambi di colore e regioni prima inseriti in una fascia e poi tolte e messe in un'altra, il tutto frutto di serrato dibattito tra regioni e governo. Il Veneto fino all'ultimo tra l'arancione e il giallo rientra alla fine in quest'ultima fascia di colore. Direi che il Veneto ha mantenuto quella linea che coraggiosamente anche il governatore Zaia sta portando avanti, cioè quella di non chiudere le attività, di controllare il fenomeno, di adottare tutte le misure di prevenzione, però allo stesso tempo dobbiamo continuare a vivere e mantenere anche quel livello economico-sociale che ci consente di aiutare le famiglie più in difficoltà. A pesare anche un servizio sanitario al primo posto nella classifica delle regioni che assicurano le migliori cure essenziali ai cittadini, come da griglie dei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA. Giallo che ha significato meno chiusure, ma il presidente Zaia ha richiamato i veneti comunque a mantenere i comportamenti corretti. Portare le mascherine, tenere la prevenzione, addirittura ho sentito di portare le mascherine anche in casa quando vengono trovati qualcuno parente ma non convivente. Io le seguo tutte anche perché la mia età è a rischio. Se dicono di non andare nei locali, non fare assembramenti, poi ci si trova in casa ed è la stessa identica cosa e non ha senso. Quindi io sto a casa e sto bene a casa per il momento. A pagare comunque ancora una volta il conto più alto, anche con quest'ultimo DPCM, è la cultura, con musei e biblioteche chiusi. Il problema non è la chiusura, sono le contraddittorietà nelle chiusure e il non tener conto di tutti i protocolli che erano stati giustamente imposti e che venivano costantemente rispettati.